Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nello show slash di Marietta Veneziano, Il De Garda. Oggi parleremo dei nati del giorno, degli influssi planetari, per chi è nuovo, per chi non ha ancora visto le nostre puntate che sono periodiche ogni mattina dalle 10, da lunedì a sabato, domenica pausa. Poi vedremo qualche, come si suol dire, circuito del Marietto e qualche racconto a fantasia. Questi, come si suol dire, questi show vanno solamente alla mattina. In futuro poi il Marietto farà anche delle live con le Sibille. Invece mercoledì sera alle 20:30 il De Garda e Marietto Veneziano saranno con le Sibille per domande gratuite per tutti quelli che vogliono fare delle domande. Bene, tra un po' entra in scena anche la nostra malata che non ha il Covid, ce l'ho io, cioè io mi Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ecco. Bene, salutiamo chi ci ha salutato, la Roberta. Ciao Roberta, buongiorno. Ciao Roberta, grazie di essere qui con noi. È arrivata, sì. Era lì che girava per strada per la precettata e via. Adesso io vado di là e condivido con tutti i social che possiamo e intanto vi lascio. Se fa la cattiva ditemelo, scrivetelo qui. Spiegami anche di Face, perché visto che ieri ad esempio il video che abbiamo fatto l'hanno visto più di 300 persone, no? E magari alcuni sono di Face e non sono ancora stati iscritti, streamiamo. Sì, allora è necessario affinché i commenti, soprattutto degli amici che ci seguono da Facebook, i loro commenti, perché vengono visti, devono essere autorizzati, cioè non da noi, dovete voi dal vostro profilo Facebook autorizzare StreamYard. Come si fa? Dovrebbe comparirvi una striscia. Francesca, non è il momento per le domande delle Sibille questo. Il mattino al momento è dedicato a queste spiegazioni, a queste diciamo materie, è come dire, un palinsesto che serve così a divulgare la radionica, la radiestesia, l'astrologia antica, eccetera. Dunque in questo momento al mattino è ancora così, poi ci saranno sicuramente delle occasioni che il Marietto dedicherà privatamente, cioè lui senza di me farà delle giornate, ma ancora non abbiamo stabilito né quando né come, dunque al mattino è dedicato appunto a questi piccoli insegnamenti, queste diciamo così trasmissioni di esoterismo ad ampio respiro. Dunque a tutte le materie che fanno parte dell'esoterismo. Allora, stavo dicendo che gli amici di Facebook dovrebbero cliccare sul link che compare, sperando che compaia perché non abbiamo avuto modo di verificarlo, però in passato era così, dunque quando trasmettevamo in diretta su Facebook, proprio sul riquadro della diretta compariva un link di StreamYard e poi doveva essere tipo /Facebook, una cosa del genere. Cliccando lì si autorizzava StreamYard ai dati del profilo, che permetteva dunque di scrivere in diretta il commento anche da Facebook. Ecco che è tornato Marietto. Sono io. Allora, detto questo, vediamo un pochettino le previsioni del giorno, così. Abbiamo già salutato gli amici? Sì, piano piano li abbiamo salutati, però risalutiamo tutti, così. Posso salutare anch'io? Certo, Roberta, buongiorno. Buongiorno Roberta, Italia, Francesca, Cinzia, Roberta, di nuovo e Nicola, buongiorno. Esatto. Allora, intanto abbiamo questi prodi coraggiosi. Prodi coraggiosi, non mi fa paura niente. Dopo che avete visto non avete più paura. Allora, altro che Covid. Se riescono a essere qua, allora alle 10 sono forti. Dunque, hanno il pelo sullo stomaco, sì. Anche quello. Vabbè, va. Allora, la giornata di oggi abbiamo già introdotto il dominio di Scorpione, è sicuramente un periodo, il mese di ottobre, importante per il lavoro interiore, può portare fuori
può portare fuori o portare in superficie, a galla, molti moti interiori del nostro inconscio, oppure potremmo essere maggiormente predisposti alle rielaborazioni, dunque pensare cose che magari sono lì bloccate e che chiedono una risoluzione. Dunque le forze in gioco di questo mese sarebbero eccellenti per questo tipo di lavoro sul sé. Poi chiaramente ci sono altre cose indicate da questo mese, come anche una crescente ambizione. Potrebbe essere un periodo dove rielaborando appunto qualcosa dentro di noi, ci orientiamo verso nuove prospettive e magari desideriamo di realizzarle, cominciamo ad avere un'ambizione nuova, più connessa comunque con la nostra voce interiore. Anche un mese comunque dove potremmo ricevere questi supporti e sostegni, anche da parte di persone influenti. È un mese dove comunque in compagnia, perché lo Scorpione è così, in compagnia è festoso, è giocoso, fa battute, fa ridere, però nel privato poi è un tipo che si rinchiude o comunque è molto più introverso rispetto a quello che fa in società. Dunque diciamo che può esserci un influsso di questo tipo anche sul nostro inconscio, sulla nostra personalità, quantomeno in questa fase dell'anno. Veniamo però all'influsso del giorno. Abbiamo la prima costellazione Gemelli attraversata dalla Luna in questa giornata, dunque comunque è una giornata all'insegna del dinamismo mentale. Può essere molto interessante l'accoppiamento con Scorpione, Gemelli Scorpione, perché può portare una grande intelligenza anche e soprattutto verso materie anche di tipo medicina, chirurgia o le cose più scientifiche, tecniche o meccaniche. È chiaro che la coppiata con Acquario è nettamente superiore, però Acquario e Sagittario, scusate, Acquario e Scorpione sono due stelle fisse, può portare comunque a un'ambizione smodata. Gemelli diciamo che è un po' più superficiale nelle cose, più più simpatico, dunque alleggerisce un po' l'energia, l'influsso di questa giornata e ci apre comunque verso curiosità, verso comunque un maggiore dinamismo, perché Gemelli è una costellazione molto movimentata, segue Pesci, e dunque anche qui abbiamo altra spinta al movimento, perché Pesci è Giove, Pesci guarda ai posti lontani, ai luoghi lontani. Non escludo, essendo Gemelli, Pesci e Cancro, hanno suonato. Ha suonato, non vi diciamo cos'è una profezia, ma penso che sia... Hanno suonato! E mi fai stare la donna. Allora, Gemelli, Pesci e Cancro comunque sono tutte costellazioni che guardano verso il lontano. Da una parte abbiamo l'interesse e la curiosità, dall'altro proprio la spinta alla partenza, ad andare in luoghi oltreoceano addirittura, e Cancro è sempre molto ben disposto, soprattutto da un punto di vista dell'apprendimento delle lingue. Insomma, è un tris di costellazioni che apre verso altre realtà anche lontane. Dunque potrebbe anche essere che provengano, bisogna chiuderlo però, prendiamo un po' di scotch, bisogna praticamente come dire, considerare che potremmo ricevere influssi di questo tipo. Di base la giornata è molto espansiva, molto positiva, però ha una chiusura forte, dunque possiamo aspettarci che effettivamente non sarà tutto semplicissimo in questa giornata, soprattutto sul chiudere, perché chiudiamo con 3 costellazioni di terzo gruppo, dunque potrebbe essere una giornata che chiude con grandi tensioni. Dunque è importante appunto riuscire a trovare
una mediazione, riuscire a trovare magari un momento per rasserenarsi, o perché Cancro Ariete sono due costellazioni che nella loro consecuzio, cioè il fatto che siano una pressa all'altra, può parlare di colpi di testa o momenti di impulsività dettati dalle emozioni che non sono magari ben controllate. Oggi insomma è una giornata un po' particolare, tra l'altro c'è di mezzo Marte perché è martedì. Non preoccupatevi. Cerchiamo eccolo qua, ma a proposito di Marte. Pensavo che erano i carabinieri che mi venivano a prendere oggi. No, non è oggi. Non è oggi. Anche la camicia bianca, quella... No. Scacchi, mi potete gli aranci. Sì. Allora, dunque giornata che parte così e finisce... Cioè parte male e finisce peggio. È una giornata un po' particolare. Di quelle della serie può andare male o molto male, giusto? Esatto, comincia e finisce... Proprio... Ecco, sono quelle giornate un po' difficili, Per dare il simbolo, mi vado a prendere il simbolo di questa giornata. So già cosa sta prendendo. Ragazzi, io non c'entro niente, mi dissocio da questa piega che sta prendendo questa cosa. Lo sapevo, me lo aspettavo. Va bene. È finita la serietà di queste giornate. Una giornata così, Una giornata così. Bene. Va bene, sicuramente molto attiva, sicuramente molto brillante, molto briosa, però è una giornata. Ecco, preparatene molta. Esatto, okay. Bene, direi che dopo questa chicca lascio la parola a Maria. No, allora, cari amici, oggi vi voglio raccontare una storia sempre radionica, magica, di certe situazioni che possono capitare. Ad esempio, anni fa, io parlo sempre di storie che mi sono capitate decenni fa, no? Tanto per capire. E la magia e la radionica si può utilizzare anche nei campi lavorativi, no? E adesso posso parlare, no? Di questa signora che mi ha dato il permesso, no? Basta che non fai nomi. No, nomi e cognomi no. E faceva la bidella in una pregiata scuola, giusto? Sì. È una pregiata scuola praticamente del sud Italia. Beh, non dico di più. Vabbè, mi sono lasciato. Andiamo avanti. E insomma, c'erano delle dinamiche fra bidelle, no? Che si stavano deteriorando per colpa di new entry, no? Insomma, questa signora qui era tanti anni che, come si suol dire, faceva un pregiato lavoro in questa scuola, però capite che quando entrano nuovi, come si dice, nuovi acquisti sul campo di battaglia si cambiano un po' gli equilibri, no? E allora questa signora, che era da parecchi anni giusto che faceva questo lavoro e aveva anche una famiglia da mantenere, insomma, era un pochettino non impaurita, non voglio dire impaurita, non scocciata, non voglio dire scocciata, non arrabbiata, però insomma vedeva che tutto il suo lavoro che aveva fatto con dedizione sul lavoro, insomma era anche apprezzato dai vari ragazzi che andavano a scuola, insomma con queste nuove entrate come colleghe si era un po' destabilizzato l'attività, il modo di lavorare, lo stile, la qualità, no? E allora ha contattato un esoterista, non dico nome e cognome, mi ha detto non c'entra niente, per vedere insomma, perché questa nuova entrata aveva fatto comunella con un'altra e attaccava questa signora che ha contattato quell'esoterista. E allora bisognava risolvere la situazione, no? Perché sapete che anche sui posti di lavoro si creano del mobbing, queste cosettine, no? E allora bisogna trovare una soluzione che facesse andare capra cavoli d'accordo. Sei d'accordo? Sì. E allora la soluzione erano o si andava in guerra e poi dopo giù lettere dai sindacati, insomma sapete quelle cose che non finiscono più. Ma poi farsi prendere in antipatia anche da segretari, presidi, cioè diventano quelle cose veramente antipatiche. Esatto, no? E allora bisognava fare un lavoro in modo elegante, leggero, che nessuno si facesse male, ma che lasciassero stare la committente, no? Insomma, questa qui poverina è lì da 20 anni che fa la bidella, ne arriva una nuova, giovane, magari con la minuscola, sapete com'è, no? In questi posti di lavoro. E allora bisognava fare in modo che queste due signore che avevano fatto comunella contro questa altra bidella, no? Abbassassero un po' i toni. E allora si è lavorato
in un modo importante, chiaramente, in un modo magico, per fare in modo che praticamente con un rito, come si suol dire, come potremmo definirlo questo rito? Un rito di slegamento da un lato, ma di, come si suol dire? Allora abbiamo dovuto... Chi era questo esoterista? Questa qui spifera, che dopo la prossima volta non è più Amazon, erano i carabinieri. È stato fatto un lavoro di slegamento, lui l'ha detto così, effettivamente lo slegamento propiziatorio, mettiamola così. È un portare energie disarmoniche fra due persone e che dunque a seguito di questa nuova situazione vibratoria si allontanano o perché trovano incomprensioni nuove, non si sentono più sulla stessa lunghezza d'onda, cioè è un intervento che va a cambiare gli equilibri dinamici. Perché abbiamo fatto così? A parte della comunità committente, buongiorno Edi, anche Lucien, buongiorno Lucien, scusi. Qual era il problema? Il problema è che si stava generando un clima disarmonico non soltanto verso la committente, ma anche per tutti gli altri colleghi e anche per qualità di servizio che veniva portato erogato, perché questa diciamo nuovo equilibrio, questo accordo che avevano creato le due comari, diciamo così, andava a discapito poi perché si coprivano l'un l'altra, facevano prevaricazione su tutti, insomma diciamo che andava a discapito poi di tutti. A questo punto, comunque, chiaramente ci siamo premurati di analizzare bene le cose prima. Si prende sempre il circuito, i quadranti, si fa un'indagine, si controlla, si vede cos'è l'intervento migliore. Alcune volte, perché in alcuni casi armonizzare. Esatto, chi contatta il marietto inizia, non per farmi pubblicità, però sa benissimo che quando vedo che non c'è bisogno di fare operazioni così, e sono l'ultimo a proporlo perché prima di tutto sono soldi sprecati, ma poi è anche questione di karma. Uno sta lì per magari prendere 300, 400, 10.000 euro in più, no, sto scherzando, no, sto scherzando, e poi alla fine, capite, se non bisogna fare certe attività magiche è inutile sforzare il karma perché poi non esatto, ma tra l'altro oltretutto, oltre a essere controproducente per chi lo commissiona, perché magari comunque la cosa va da sé, non ha bisogno di nessuna spinta, oppure comunque la cosa non può andare perché il karma impone un valico, c'è un cancello vibratorio. Dunque noi questa cosa la verifichiamo, se c'è un margine lo facciamo con tutto il cuore, anche perché al di là di voi, a livello egoistico, anche la noi... parità dei diritti e la parità dello schermo. Esatto. Io continuo a spiegare là, un po' la butto fuori. Allora, al di là di tutto, c'è anche la controparte dell'operatore, in questo caso parlo per noi, no? Poi gli altri ragioneranno... Io prima parlavo per me. Sì, va bene, io parlo allora per me. Ragioneranno con la loro testa e noi consideriamo che anche quello che è la nostra azione ha poi una controparte. Dunque non ci piace, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto, gli sforzi, l'impegno per il nostro percorso, il nostro addestramento, la crescita, i calci sui denti che abbiamo preso, l'ultima cosa che vogliamo. Io non posso più perché porto l'apparecchio. Ecco, perché ne hai presi a sufficienza. Allora, quello che a stringere voglio dire... Lo volete vedere? No, qua stacco perché abbiamo già la carta igienica è stato veramente troppo per me. Stacco veramente. Io scollego. Allora, no, sei avvisato, appena siamo in zona, poi quando fai le cose tue da solo, fai cosa vuoi. Allora, torniamo al dunque. Dopo tutto quello che è significato per noi arrivare a certi obiettivi, a certi risultati, chiaramente l'ultima cosa che intendiamo fare è andare a guastare anni e anni di sacrificio, vite e vite di sacrifici per guadagnarci 100, 200 mila euro. Non è questo, non ci interessa questo, dunque noi ragioniamo così. Se una cosa si può fare e possiamo dare una mano, lo facciamo. Se non si può fare,
non ve lo proponiamo non siamo dei neanche. mendicanti che cercano No, però in questo caso qui in questo caso serviva allora ecco, tutto il preambolo e la premessa era per dire, in quel caso armonizzare la situazione non sarebbe servito a niente perché sarebbe durato poco. Esatto. Il carattere di quelle persone non è modificabile in magia, almeno con la ritualistica cerimoniale alta, ok? Dunque, e noi non facciamo altre cose, dunque l'unica cosa che poteva essere fatta era allontanare e disturbare il sodalizio. Sì. E ha portato il suo effetto, perché adesso sono tutti sereni, quelle due non si parlano, ma quantomeno lavorano. Cioè, capite, alcune volte bisogna entrare a gamba tesa, certo, valutare se vale veramente la pena iniziare un lavoro magico. Questo vale anche col cuore, ci sono persone magari che ci contattano un pochettino giù di tono e allora la mano si dà, però si avvisa anche che magari quella persona sarebbe stata l'ultima imboscata. Ad ogni modo, ricordatevi sempre che non è che oggi lavoriamo e domani è il risultato, esatto. o così e subito. Non funziona così. Ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza e poi non bisogna mai intervenire, nel senso che quando il lavoro viene fatto bisogna dimenticarselo e poi lasciare il tempo. Io ve l'ho detto, ho visto anche i risultati dopo 30-40 anni, cioè quando arriva la bolla è tremenda, però quando è lanciata sembra che non funziona, che uno ha buttato via i soldi. Io so che quando uno, a parte che quando uno si rivolge a figure come le nostre è perché è già in uno stato inoltrato, oserei dire avanzato di putrefazione, nel senso è qua. È ottimista. Ecco, no? Arriva qua e sguarda. Le ha provate tutte, le ha provate esatto, tutte. Siamo l'ultima spiaggia, dunque io mi rendo conto che chi si rivolge a noi ha già passato tanto tempo in precedenza a cercare di risolvere una cosa e dunque non ha più pazienza, come se cioè mentre noi iniziamo in quel momento a lavorare sulla persona, quella persona già ha alle spalle tentativi. Esatto. Dunque sappiamo che allora, non è così che funziona, l'abbiamo già detto tante volte, comunque vi ricordiamo che qualsiasi operazione lanciata, soprattutto se fatta seguendo tutti i parametri, dunque se fatta secondo regola d'arte, non è mai sprecata, non avrete magari il risultato subito, arriverà. Ho spiegato perché a volte non arriva subito, può essere questione di karma, può essere che la persona non ha un accrescimento, un'evoluzione spirituale tale da portarla al di là degli influssi astrali e dunque cosa significa? Che bisognerà aspettare che anche le circostanze astrali favoriscano il lavoro che è stato lanciato, ma non si perde mai. Esatto, quando è nell'eterico è magari piazzato sulla lastra lunare. Esatto, so che voi volete il risultato subito, ma non funziona così nella vera magia. Poi i film, i telefilm. Poi un'altra cosa, soprattutto in questo periodo di crisi, no? C'è una questione anche lavorativa, no? Molti, perché magari vanno nei social, che sentono, quelli promettono entro 28 giorni cammini sull'acqua oppure muri, quelle cose così, no? Allora, alcune volte è vero che tutti vorrebbero lavorare subito, avere un'indipendenza economica, però molte volte certi lavori, soprattutto in periodi di crisi, come ho spiegato, sono delle velene avvelenate, quindi è sempre meglio, è vero, magari avere qualche soldino in meno, piangere perché non si riesce a pagare qualche fattura, che avere dei posti di lavoro che poi magari un giorno porteranno ad avere un karma terribile, no? Quindi diciamo che alcune volte, cioè noi siamo abituati a vivere come marionette che devono continuamente a spendere, ma alcune volte bisogna anche un po' stringere la cinghia. Esatto, cioè, sono periodi così. È chiaro che capite che se uno ha lavorato per 60 anni, cioè non sto parlando di me, però voglio dire, se uno ha lavorato per 60 anni e ha uno schema mentale che anche se guadagnava poco, è sempre risparmiato, perché fondamentalmente chi risparmia o chi spende continuamente è la stessa identica cosa, solo che uno li tiene per tanti anni e poi li spende tutto in un colpo, sembra che abbia tanti soldi. Però il concetto è che in questo periodo in cui le persone magari contattano esoteristi, no, per il posto di lavoro migliore, per di là, cioè dovete capire che alcune volte magari è un premio non avere il lavoro sicuro in quel momento lì, perché magari quel lavoro lì vi porterebbe in ambienti malsani a livello vibrazionale. Adesso io non voglio portare consolazione a gente
Però ho visto che hanno chiuso la Casa dei Sogni, che io racconto, ma quella Casa dei Sogni era una disgrazia per tutte quelle 600 persone che ci lavoravano. Loro non la vedono come una benedizione perché vedono una privazione della loro possibilità di emanare il loro ego tramite il denaro. Però nella realtà molti di quelli ormai sono destinati ad andare nel basso astrale. Quindi dico questo perché se in questo momento vedete che attivate circuiti e il lavoro stenta ad arrivare, dovete capire che forse non è è un periodo storico anche tra l'altro difficile per tutti. Esatto. Dunque non è che poi qualcuno per karma fa fortuna in ogni circostanza. Certo, poi ci sono quelli che per karma, ma non è una benedizione. Perché poi dopo... Capito? Allora, intanto se hanno avuto un karma così, comunque se lo sono sudati, da qualche altra parte lo hanno guadagnato. Però ricordiamoci che non si smette mai di seminare e raccogliere, cioè se io semino un anno e basta, vado a raccogliere, certo che raccolgo, però se non ho seminato non raccoglierò più dopo, dunque io semino, ma io devo continuare a seminare e per continuare a raccogliere. Dunque, cosa voglio dire? Che ci sono anche di quelli che vivono delle vite per karma sopra le righe, ma che nel corso di quella vita non seminano. E questo è il grosso problema del motivo per cui esaurito il karma, poi successivamente sicuramente avranno poi delle vite infauste. Dunque ricordiamoci che sia nei giorni di pioggia sia nei giorni di sole noi dobbiamo seminare e lavorare sempre per il futuro. Esatto. E quindi tutte le varie operazioni magiche che avete fatto con radioniche, così, che sembra che non portino frutto, no? In realtà stanno lavorando, ma magari vi stanno impedendo di andare ad avere dei lavori che potrebbero portarvi un karma veramente terribile. Non è che voglio dire queste parole per consolazione, ma avendo visto molti posti di lavoro, ambienti di lavoro, e dove riuscivo anche a vedere la fine del film quando loro non riuscivano a vederla, io alcune volte quando uscivo da alcuni uffici capivo che chi non ne era stato assunto in quella struttura era benedetto, anche se questi avevano magari un po' parcheggiato sotto. No? Quindi molte volte, soprattutto in questi periodi, alcuni periodi di stasi, no? Di tranquillità, non economica perché non si lavora, ma di tranquillità, nel senso che uno si alza la mattina, magari mette anche su 2-3 kg di più perché è nervoso, perché ci sono delle variabili che non riesce a gestire. È una benedizione, bisogna vedere sotto questo profilo, perché conosciamo gente che lavora è sotto mobbing e ci chiede rituali di protezione proprio perché l'ambiente è così deteriorato, eppure magari hanno il Porsche sotto casa, capite? O hanno attacchi occulti dalla concorrenza, giusto? Quindi lo diciamo soprattutto per quelli che hanno le qualità, perché noi conosciamo tantissime persone che hanno qualità, lauree, sono sani, tutto, no? Ma il karma in quel momento gli impedisce ad attingere a certi lavori che farebbero solo dei danni nel futuro. E questo è reale, la gente non capisce. Ritorno, la Casa dei Sogni è stata chiusa 2 anni fa, era praticamente l'anticamera dell'inferno, ma molte persone perché volevano andare in giro con Rolex d'oro o volevano, capite, col denaro facile salire sul gradino, sul trono dei Lego, ma non capivano che molte di quelle persone che io ho conosciuto quando ero piccolino adesso sono giù nel basso strade e non sanno più come uscire, capite? Quindi stiamo passando tutti, almeno nella Sacra Patria italiana, un periodo infausto, ma ci tiene lontano sicuramente da altri periodi che stanno arrivando e sono nettamente più pericolosi. E noi possiamo sfruttare questo momento per imparare a vivere a una velocità diversa rispetto a quello che ci è stato imposto fino ad oggi, una velocità vorticosa, di auto, come dire, un mondo che divora se stesso, perché siamo entrati in questo meccanismo dove non abbiamo più, come dire, rispetto nemmeno per gli oggetti, per niente, tutto è un usa e getta e questo ci ha portato veramente indietro come maturità spirituale. Dunque questi tempi un po' rigidi, imposti anche a livello astrale dalla presenza di Saturno su Capricorno e presto sarà su Acquario, dunque questi momenti pesanti per alcuni, no? Pesanti sicuramente sono
momenti che però ci permettono di creare nuove strutture, nuove basi Brava, solide per il futuro, brava, e dunque esatto. sfruttiamoli per questo. Ed è importante anche ritornare a un discorso. Vedete, l'esoterismo in questo momento qua sta passando un periodo un po' di, non di pressione, ma diciamo che viene ritirato in auge per il semplice fatto che la gente, come diceva prima la mia stimata Topolotto, praticamente ha provato tutte le spiagge, no? Ha provato tutte le spiagge, a un certo punto va su un social, c'è quello che dice le paroline per farti camminare sull'acqua, c'è quello che fa voodoo, c'è quello che fa, insomma, di tutto e di più, no? Poi, a Dio piacendo, si trovano il Marietto Veneziano di De Gara, oppure anche il De Gara e il Marietto Veneziano, oppure tutti e due insieme, no? Dipende dalla sfortuna che hanno quel giorno. Comunque, vabbè, al di là di queste cose qui. E alcuni, non tutti chiaramente, alcuni si fanno fare dei sigilli. E qui è importante la cosa, perché vedete, se gli imperatori, i re, chiamiamoli, i faraoni si facevano fare i sigilli, quando la gente, il 99% era analfabeta e moriva di peste, perché ci sarà? Cioè non è che questi qui erano proprio l'ultima ruota del carro, questi qui avevano nel loro spazio, no? Avevano sì i giullari, ma avevano anche dei grandissimi maghi esoteristi. E se mezzo che usavano 2, 3, 20.000 anni fa, perché l'Egitto più o meno è di 30.000 anni fa, no? Quindi se questi usavano questi sigilli, questi mezzi vibrazionali per poter portare verso di loro le forze planetarie per, in un certo senso, essere sempre attivi, no? Sempre forti, oggi, come oggi, noi grazie ai social riusciamo a raggiungere più persone tramite questa possibilità che, vi ripeto, il sigillo è una cosa che fino a 200 anni fa se lo potevano permettere solo i papi, i re, gli imperatori, capite? Quindi noi oggigiorno, in questo periodo storico tremendo, scusate perché c'è il gatto che sta andando in un posto terribile, cioè praticamente sta seminando i peli in una stanza di una persona allergica per le case. Quindi capite che noi stiamo vivendo sì un periodo durissimo, però quelle persone che hanno come si dice, il karma di trovare la possibilità di riuscire a farsi fare dei sigilli, oppure il ciondolo che mettiamo in vendita, io vi ho già spiegato anni fa cosa ho visto dai LIM, come si stanno impegnando per cercare di limitare l'espansione e la conoscenza di questo ciondolo qua, no? E quindi se questi ci impegnano tutte le energie che hanno, ma non riusciranno mai a fermarlo, però ce la mettono tutta, un perché ci sarà. Quindi noi viviamo in questo periodo in cui c'è una fetta di persone che si fa fare questi sigilli che dureranno tutta la vita, che se noi calcoliamo 200 anni fa, una cosa così non avrebbero mai potuto neanche sognare, per il semplice fatto che solo i re, gli imperatori e non so io, i papi potevano permettersi di fare, perché avevano le conoscenze per attingere a queste forze, no? Quindi noi viviamo anche questa duplice fortuna. Quelli che arrivano all'ultima spiaggia e incontrano il De Gara Marietto Veneziano hanno anche questa possibilità, giusto? Più o meno? Sì. Ho detto bene? Quindi viviamo ecco in questa traiettoria. Poi ci sono casi in cui, come ho spiegato, ci sono situazioni in cui interveniamo, no? Anche in modo elegante, perché non è successo niente di male, solo bene che abbiamo riportato l'armonia e gli equilibri vibrazionali in quell'ambiente che andava benissimo prima che arrivasse. Anche perché era impossibile intervenire sui caratteri delle persone. Esatto. Tra l'altro non sarebbe neanche stato giusto, l'azione più corretta era appunto interrompere quel sodalizio. In effetti ha portato i suoi frutti. Poi, Marietto, cos'hai lì? Qui ho la linea della vita, perché alcuni l'altro giorno, prima ho mostrato la linea della vita materiale, no? Il giorno di oggi. Il giorno di oggi, cioè il Marietto è un pochettino così, sapete che è un po' un guastone, però molti, come si suol dire, ma sarò scherzo. Quando io ero agli inizi, un giorno entro in un forum e leggo, come si suol dire, era un forum così, sapete, io sto parlando ancora di ICQ di 20-25 anni fa, leggo che un padre non aveva fatto sposare la figlia perché se anche erano innamorati, questi due soggetti, il figlio e la figlia, no? Cioè scusate il figlio, l'altro signore, il padre per via traverse aveva scoperto che quell'altro era malato
E allora in questo forum c'era il problema che diceva, io sono innamorato, però mio padre, visto che quel tipo là è gravemente malato, molto probabilmente, il problema era che il padre aveva visto in proiezione che la figlia sarebbe diventata praticamente al massimo una croce rossina per tutta la vita finché non campava. E io allora ero giovane, un po' inesperto, sapete quelli che si pensa che si vede amore di cipolle, no? Sotto i ponti. E quindi dicevo, quel padre è un po' un birichino, però col senno del poi, avendo visto l'evolversi di molte famiglie di qua a destra e a sinistra, avendo tuo stesso figli, poi chiaramente dopo a un certo punto uno comincia a mettere a posto la materia grigia, no? E ho rivalutato un po' il discorso di questo forum, e se prima prendevo per birichino il padre, adesso penso che in quel momento lì il padre, con le conoscenze che aveva fatto l'azione migliore per la figlia, l'aveva preservata di andare a fare la schiava a un tipo che magari nel futuro prossimo mi avrebbe fatto fare una vita capite, impegnativa, no? E magari la figlia innamorata non vedeva ancora tutto il disegno, no? E allora poi un'altra storia importante, perché si ricollega sempre al circuito che vi faccio vedere. Molte volte quando si va in guerra nel senso proprio fisico, bisogna anche vedere se uno non ha le conoscenze, però magari trova il maretto veneziano del Gare, magari anche da solo, da autodidatta, si riesce a capire come si suol dire, come fare alcune cosine per difendersi almeno, no? E a me è capitato anni fa che sono venuti a cercarmi e per fortuna quello che mi voleva attaccare aveva delle conoscenze come tipo che leggeva la mano, quello che si viene chiamato qui. Mi ha preso il palmo della mano e si è reso subito, perché ha detto questo qui campa troppo, è inutile che stiamo qui a rompergli i santissimi perché non ce la faremo mai, no? E io in quel momento lì, anche sto parlando di 20-30 anni fa, perché sapete che Marietto ha quasi 60 anni, quindi quando parla voi dovete pensare che molti di quelli che stanno ascoltando neanche erano nati, no? Neanche erano nel mondo dello spirito, liquidi, no? Là in cima, no? Però il Marietto c'era e combatteva, no? Era sempre in prima linea, e per la mia fortuna quel giorno è arrivato un tipo che aveva questi doni, no? E ha preso il palmo della mano, si è scoraggiato, poi aveva visto che avevo dentro la croce cosmica che mi avevano messo in subconscio a 5 anni e ha detto qui c'è niente da fare, io mi ritiro perché è già la salita. Allora il Marietto cosa ha pensato? Quando ho cominciato a mettere a fuoco un po' tutte le cose, ho cominciato a fare questo circuito, questa mappetta, la vedete? C'è sotto anche Marietto veneziano, tanto per non fare spot pubblicitario. Allora, vedete, questo è importante perché, no? Adesso io non è che dico quando vi arriva in casa il fidanzato della figlia o la fidanzata, gli prendete la mano e gliela guardate, no? Non lo dico, no? Però vedete che qui c'è la linea, scusate, questa è nera, no? Questa è importante perché più o meno, certo uno ha due mani, però generalmente si guarda alla destra. Uno è il potenziale e l'altro è quello che verrà sviluppato. Allora, io non vi dico di stare lì a farvi la fotografia, la radiografia, il tac alla mano, no? Non ve lo dico. Però quel padre là, che voleva il bene della figlia, è andato a indagare come stava fisicamente, non finanziariamente, fisicamente l'altro. E quando ha scoperto che quello là teneva nascosto delle patologie, a un certo punto ha tirato il freno a mano, ha tolto, come si suol dire, la figlia, la catapulta verso il matrimonio e l'ha tolta. Io non so se ha fatto bene o male, no? Diciamo, però sicuramente ha tentato gli interessi della figlia, no? Ha fatto il padre, no? Qualsiasi padre non butterebbe, almeno spero, per quelli che mi ascoltano, nessun padre butterebbe in strada la figlia a farsi maciullare da un tipo che poi è. Allora, questo è un circuito, cioè non è un circuito, un disegno molto importante anche per vedere quanto uno si può in un certo senso aspettare. Se non è che dovete andare davanti alla scala di un aereo, se prendete l'aereo, controllare tutti che abbiano almeno 90 anni di vita, perché così siete sicuri che l'aereo non cade. Però voglio dire, più o meno dovete in un certo senso guardarlo questo circuito. Il Marietto nel sito del Capitano Punto di Vista ha messo 4 book di chiromanzia in cui spiega alcune linee della mano, non tutte chiaramente. È da prendere con le pinze, però un piccolo aiuto nella giusta direzione.
Certo, per fare esercizio è una cosa carina. Esatto, quindi prendete tutti i palmi delle mani, anche perché anni fa, sempre anni fa, sto parlando di 30 anni fa, mi telefona una signora, mi contatta una signora, che una chiromante dell'Est gli aveva detto che il suo compagno avrebbe vissuto ancora 2 anni. Questa, insomma, capite che era un po' impressionata, mi diceva, questa cartomante, chiromante, non ne ha mai sbagliata una, è mica possibile che adesso questo qui, che sanno come un pesce, mi lascerà fra 2 anni. No? Questa toccava tutto quello che toccava, gioielli di famiglia, cornetti, era terrorizzante, ferro, anche il ferro toccava. Allora mi contatta tutta spaventata. Allora io mi dico, senta signora, facciamo così, il pendolino mi dice già che il suo compagno, il suo marito campa a lungo, però per fare un'indagine seria, facciamo così, gli faccio una fotografia. Questo aveva una linea della vita che moriva sicuramente anche dopo di lei, no? E poi io gli ho detto, guarda che questo qui non la lascia neanche. E infatti è ancora bello vivo e vegeto e pimpante dopo tantissimi anni. Quindi è chiaro che alcune volte alcuni cartomanti che tira un po' a indovinare, ma la linea della mano è piuttosto stabile. Poi ho parlato di un altro circuito che mi hanno fatto vedere da piccolino, che è questo qui, la croce cosmica. La vedete? Bene, croce cosmica o Atlantidea, poi dipende, la potete sempre scaricare nei migliori social di Laura Ciuffini, di Paola Cherilli, addirittura anche nel nostro, nei nostri pregiati gruppi, nel nostro sito. Addirittura nel nostro sito, nel capitano.attervisto.org, del sito di Ildegara Maretto Veneziano, lo potete scaricare. In teoria, vedete, noi l'abbiamo appeso qui, no, a lato. Non si vede? Fammi vedere un po'. Eccolo là. È sempre in vista, perché noi passiamo in questa stanza avanti. Vedete, ho anche il dito, sembra che lo tengo su. Esatto. Allora, dovrebbe essere in teoria sempre piazzato in un posto in cui anche chi entra lo riesce a vedere che gli entra nel subconscio, capite? Però è importantissimo perché è uno schema radionico che difende da interferenze di quasi tutte le nature negative. Ecco. Esatto. Poi, vabbè, questo lo anticipo per domani perché vedo già il legame che sta partendo per la seconda parte. Questo qui ne parleremo domani, è importantissimo, che ha ideato sempre il legame Maretto Veneziano. Vedete questo qua, con la piramide magica sotto, ai lati, con i vari simbolini, e dentro Giove. Questo qui è un emettitore molto potente, che sempre potete trovare nei migliori social di Paola Cherilli, Laura Ciofini e addirittura Ildegara Maretto Veneziano. Su Facebook, se vi avanza uno spicchio di tempo, potete venire. Bene, sono gratuiti, non costano nulla, sono sempre scaricabili, stampabili, però l'importante, se non avete la stampante e il telefonino, vi dovete fissare bene questo qua. Adesso lascio lo spazio alla mia dolce metà. Grazie Marietto per tutto. Diciamo che un quarto, però vabbè, io alzo un po' il livello. Il mio dolce quarto. Il mio dolce quarto. Andiamo avanti. Allora, i nati di oggi, come ho detto già prima all'inizio di questa diretta, parlando appunto degli influssi della giornata, chiaramente gli influssi della giornata influenzano comunque anche le nascite di oggi. Dunque, tutti i nati di oggi, che nasceranno oggi, che sono nati ieri, un anno fa, eccetera, tra 1 anno, 2 anni, 20, riceveranno gli influssi di queste costellazioni. Se nascono oggi. Nascendo appunto il 6 ottobre. Dunque ci troviamo ad avere a che fare con il contributo del dominatore del mese di ottobre, che è la costellazione Scorpione, e della stella Capo Gemelli. Dunque è un binomio molto forte che dà ottima fortuna finanziaria, perché sono molto fortunati. La costellazione Gemelli porta fortuna a molto giovani, in età molto giovane. Scorpione comunque tende a far avvicinare a questi nati persone che possano favorirli anche in un'ascesa sociale, dunque questi nati non avranno mai da temere da un punto di vista economico, sebbene da una certa prospettiva personale siano incostanti, dubbiosi, capricciosi. Dunque è un carattere particolare il loro, molto molto positivo, solare quando sono fuori in società, all'esterno, a contatto con gli altri,
a casa molto più taciturni, introversi, musoni, a volte possono portare il muso anche al fungo. Hanno comunque in alcuni momenti della loro vita dei passaggi significativi di cancro ariete che suggerisce di tenere sempre sotto controllo la mente e le funzionalità del loro cervello. Evidentemente vanno in calo di nutrienti oppure hanno bisogno di contributi anche a livello di integratori, oppure nel tempo appunto possono, se trascurati, sviluppare delle forme di depressione. Dunque bisognerà assolutamente tenere a mente questo aspetto, questo punto del loro carattere, ma anche proprio della loro struttura psicofisica che ricevono appunto dalla nascita. Il temperamento comunque può essere dongiovannesco, e attenzione perché tenderanno a nascondere sempre il loro vero pensiero. Questo è dato dalla costellazione Pesci in opposizione. Dunque sono persone che mostreranno solo il volto che vorranno mostrare, difficili da leggere, però che hanno di base un modo di amare molto volubile, ma anche proprio una forma di incostanza. Questa incostanza verrà comunque corretta nel tempo, anche perché avranno delle prove piuttosto dure ad attenderli, soprattutto in là con gli anni, e che li spingeranno a ritrovare una fede o comunque a rivolgersi poi verso l'alto. Lo fanno, è vero, 9 vecchiette su 10 che le trovate in chiesa tutte le mattine, però loro in particolare proprio faranno un progresso e uno sviluppo spirituale che nella seconda parte della loro vita trionferà sull'aspetto materiale, che invece è molto forte nella prima parte. Dunque più o meno ho detto, dovranno temere appunto soprattutto per quanto riguarda la testa, attenzione anche per le malattie cardiovascolari, problemi alla schiena, eccetera. Dunque diciamo che possono anche sviluppare qualche, a causa di pesci opposto, qualche intolleranza o qualche forma allergica a determinati componenti di farmaci oppure alimenti. Devono fare molta attenzione ad abusare magari di medicinali e anche di altro. Attenzione, mi raccomando. Non sta parlando di cocaina? No, speriamo che non usino cose strane, però magari cominciano a prendere qualcosa per dormire, insomma, diciamo che il rischio c'è, non è detto che tutti sviluppino forme di dipendenze o di abusi, però è chiaro che potrebbe essere anche più facile, no? Facile, soprattutto nei momenti di depressione che abbiamo visto poter insorgere periodicamente. Ma dici che potrebbe diventare anche un pusher? Dipende dal giorno settimanale di nascita. Va bene, a parte questo, comunque abbiamo visto che sicuramente è molto ambizioso di possedimenti all'inizio, di realizzare la sua ascesa e scalata sociale. Nella seconda fase della vita però prevarrà l'aspetto spirituale, dunque sicuramente per tante prove che avranno comunque volgeranno verso l'alto. Bene. Adesso non sto dicendo che i migliori pusher sono nati oggi, non lo sto dicendo. No, ma neanche lei, no, comunque a parte la battutina. Beh, abbiamo detto praticamente tutto, cioè, si è collegato con noi la Marina e la Lia e la Tiziana, sì, che salutiamo. Buongiorno e bentrovate. Bentrovate, grazie. Noi però partiamo alle 10, mi raccomando, domani mattina alle 10 puntuali, perché vi vogliamo Se vuoi più compagnia arriva prima, no, perché però noi poi adesso stiamo chiudendo, però ci fa piacere se lo rivedi. Sì. Allora, abbiamo detto tutto, abbiamo raccontato appunto la storia della signora che era cioè è ancora una bravissima bidella in una scuola pregiata del sud Italia, e non dico altro. E basta, ti sei già mi sono sbilanciato. No? Comunque che lei è felice, lavora felice. Adesso, insomma, adesso sapete che comunque quando prendiamo in carico una situazione cerchiamo di analizzarla sotto tutti gli aspetti e di vedere qual è l'intervento migliore che si può fare. In alcuni casi l'armonizzazione, in altri purtroppo si deve fare qualche altra cosa, però ad ogni modo l'importante è che alla fine del quadro generale si dia un risultato tutti
per paradosso anche a quelle persone negative, sì. che erano negative. Poi se avete una compagnia di aerei, assumete tutti i piloti di aerei, no, tutti quelli che guidano gli aerei con la linea che abbiano una linea lunga, così siete sicuri che se anche avete qualche passeggero un po' giù di fortuna, almeno quello che guida la testa di diamante, la testa di diamante questo non l'ho detto e non l'ho neanche pensato, no, perché poi per scherzo. Poi si va a dire in giro che mi ha detto butta l'amo, poi mi ha detto le spara grosse. No, guardate che per ascoltare mi ha detto ci vuole il giubbetto antiproiettile e la cintura di sicurezza e un'assicurazione sulla vita e magari anche un ossigeno, via. Era detta così. Okay. Va bene, vi auguriamo un buonissimo proseguimento di giornata. Perché dobbiamo andare a fare la spesa. No, hai fatto il biglietto per la spesa? No. Ci troviamo domani mattina alle 10. Questo mi fa i sigilli e posto i biglietti della spesa e poi non si mangia niente, 300 grammi. Sì, 300 grammi di liquidi sì, che riprenderà presto. Va bene. Bene, buonissima giornata, buon proseguimento. Grazie. Speriamo di avervi strappato un sorriso e comunque di avervi dato, come al solito, qualche perla. Gli appuntamenti per domani le live? Alle 10. E poi domani sera ci sarà la diretta, ma lo diremo domani mattina. Facciamo una sorpresa domani mattina. Domani mattina facciamo una sorpresa, vi diciamo che alla sera ci saremo ancora noi. Arrivederci con il Jedi che secondo me si sta salvando. Sta arrivando il cellulare e portarmi via. Ciao a tutti. Ciao a tutti cari, grazie di essere stati con noi.